pioggia il maltempo si è abbattuto nuovamente sul litorale veneziano colpendo la zona di Jesolo, ancora da stabilire l'entità del danno. Dramma a Portogruaro, mentre figli e marito erano usciti, la mamma ha preso l'arma dell'uomo regolarmente detenuta e si è tolta la vita. Stanno indagando i carabinieri. Mentre gli agenti della squadra mobile continuano a cercare gli aggressori, restano gravi le condizioni del 19enne accoltellato al parco Hayez di Mestre mercoledì sera. Distrutta a Sassate la sede della CGIL a San Donà di Piave, atto vandalico inquietante, l'ha definito il segretario regionale del PD Martella, che ha presentato un'interrogazione al Ministero dell'Interno. Se la pista da bob non sarà pronta per marzo 2025, le gare si svolgeranno all'estero. Così a Venezia i vertici del Comitato Olimpico Internazionale della Fondazione Milano Cortina dopo 3 giorni di sopralluoghi. Prima del punto stampa gli ambientalisti hanno messo in scena una protesta contro i Giochi Olimpici, si sono ritrovati davanti a Palazzo Grandi Stazioni. L'US 4 dona un kit alle neomamme che nel 2024 partoriranno nel punto nascite di San Donà di Piave, sempre più all'avanguardia per i neonati. Ben ritrovati TG Venezia, allora avete sentito, partiamo con il maltempo, piove da questa mattina e maltempo che si è abbattuto nuovamente sul litorale veneziano. Ad avere la peggio è Jesolo, andiamo a vedere. Raffiche di vento di scirocco e pioggia battente si sono abbattuti ancora una volta sul litorale veneziano provocando danni. La zona est di Jesolo è sotto stretta osservazione. Una situazione ahimè consolidata che si ripete periodicamente tutti gli anni in varie parti della stagione. Ormai non più neanche così concentrati in momenti precisi, ma basta un po' di vento di scirocco che in particolare la zona della Pineta, quella più colpita dal problema dell'erosione, subisce un grave asporto di sabbia dovuto appunto alle mareggiate causate soprattutto dai venti di scirocco. La perturbazione, infatti, come ha spiegato il presidente di Federconsorzi Jesolo Facco, sta incidendo nella zona della Pineta per circa 2 chilometri, ma non è ancora possibile stabilire l'entità del danno provocato dalla mareggiata. Al momento però si presume possano essere stati asportati non più di 5.000 metri cubi di sabbia. Non è tanto il danno in sé misurato, è il ripetersi di queste situazioni, 5.000 metri cubi una volta, altri 10 un'altra, l'apporto di fiumi è sempre più scarso, il risultato è che la spiaggia è sempre più corta. Abbiamo deliberato nell'ultima giunta l'ennesimo intervento di ripascimento manutentivo da parte dell'amministrazione comunale per un ammontare di oltre 500.000 euro, proprio 567.000 euro per uno spostamento di sabbie più che un ripascimento vero e proprio tra sabbie derivanti dalla zona centrale e sabbie che riusciamo a recuperare grazie a qualche cantiere. Le prossime ore saranno determinanti per un bilancio dei danni. Questa mattina nel portogruarese una mamma di 2 bambini ha deciso di porre fine alla propria vita mentre si trovava sola in casa. L'arma che ha utilizzato è una pistola regolarmente detenuta dal marito. La donna, di circa 50 anni, era da tempo in cura per depressione. Il gesto estremo è avvenuto mentre marito e figli erano via ed erano già stati portati a scuola, appunto, i bambini. L'Arma dei Carabinieri di Portogruaro ha avviato un'indagine per comprendere le dinamiche e le motivazioni di questo tragico evento. E mentre gli agenti della squadra mobile continuano a cercare gli aggressori, sono ancora gravi le condizioni del 19enne che è stato accoltellato a Mestre, al parco Hayez. È ancora ricoverato in rianimazione all'ospedale All'Angelo di Mestre in gravi condizioni ma stabili. Il 19enne di origini russe accoltellato mercoledì verso le 18 al parco Hayez in zona Cipressina. Essendo trascorse oltre 24 ore, le speranze che possa farcela sono sempre più accese. La vittima, che vive a Martellago con i genitori, era stata sottoposta la sera stessa a un intervento molto complesso di cardiochirurgia e poi sedato e intubato. Intanto, anche grazie alle testimonianze di chi ha assistito alla scena e chiamato i soccorsi e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli agenti della squadra mobile sono risaliti all'auto su cui 2 aggressori erano fuggiti, un Opel Astra, sequestrandola e fermando il conducente, un ragazzo moldavo, ora indagato per concorso in tentato omicidio, anche se alla polizia ha detto di essere estraneo ai fatti. Avrebbe raccontato di aver dato solo un passaggio a 2 persone per raggiungere il parco, dicendo di non conoscerle e di non aver preso parte all'incontro, restando in macchina. Ha riferito inoltre che i 2 dovevano comprare dell'hashish dal 19enne e che in fase di trattativa sarebbe scoppiata la lite sfociata nell'accoltellamento. Sempre secondo la sua testimonianza, i 2 gli avrebbero raccontato che a portare il coltello sarebbe stato il
19enne ferito. Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno arrestato un ricercato internazionale. Siamo all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Si tratterebbe di un narcotrafficante arrivato in città con un volo dall'Arabia Saudita. È stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Maggiore in attesa della decisione dell'estradizione. Sullo stesso suo volo sono stati identificati 2 passeggeri pakistani che dopo l'imbarco avevano distrutto i loro documenti. Entrambi sono stati respinti. Andiamo a San Donà di Piave. Vandali hanno preso a sassate oggi la sede della CGIL, atto vandalico ed inquietante, a dirlo il senatore e segretario regionale del PD, Andrea Martella. Fortunatamente nessun utente, nessun cittadino e nessuno dei dipendenti della CGIL si è fatto male questa mattina, quando un atto vandalico, 2 sassi hanno colpito la vetrata della Camera del Lavoro. Un sasso ha colpito e frantumato una vetrata dell'edificio che ospita le sedi delle categorie di lavoratori e pensionati CAF e Patronato Inca in piazza 4 novembre a San Donà di Piave. Un atto di vandalismo senza senso, ha precisato il segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordano, sottolineando la gravità dell'atto e la sua inaccettabilità. Non possiamo che giudicarlo come un atto intimidatorio nei nostri confronti, nei confronti della CGIL, che è un presidio di democrazia e di difesa dei valori costituzionali nel nostro territorio. Indagherà la magistratura, le forze dell'ordine e speriamo presto individuino i responsabili di questo atto. Le autorità locali sono state allertate sull'episodio e si stanno adoperando per identificare i responsabili di questo gesto. La solidarietà e il sostegno alla CGIL da parte della comunità e di alcuni sindacati come la CISL sono stati manifestati in numerosi messaggi di condanna e di incoraggiamento a perseverare nel cammino della difesa dei diritti dei lavoratori. Noi ovviamente non ci facciamo intimidire, non si fanno intimidire i lavoratori, le delegati e delegati, le persone che rappresentano la CGIL di fronte a chi pensa con la violenza e con atti come questi di zittirci. Olimpiadi 2026, stamattina a Venezia ai vertici del Comitato Olimpico Internazionale e della Fondazione Milano Cortina. Vediamo che cosa è emerso. Tempi strettissimi, scadenze inderogabili perché la sicurezza degli atleti viene prima di ogni cosa. Sullo Sliding Center di Cortina, probabilmente l'unica opera pubblica prevista nel master plan dei Giochi Olimpici Invernali 2026, la deadline è fissata a marzo 2025 per la preomologazione della pista e considerate almeno 20 giorni di tempo per il raffreddamento del budello. I lavori dovranno concludersi tra un anno esatto. CIO e Fondazione Milano Cortina 2026 questa mattina a Venezia hanno illustrato gli esiti positivi della 3 giorni di sopralluoghi tecnici in Veneto. Tuttavia i termini sono stati inequivocabili. Le nostre preoccupazioni sulla realizzazione dello sliding center entro i tempi richiesti e sulla fattibilità sono note e sono state ribadite. Allo stesso tempo si è preso atto della nostra richiesta di mettere a punto un piano B. C'era, come sapete, anche un piano B italiano che aveva, se noi ritenevamo comunque possibile potenzialmente, ma nel momento in cui si è deciso di procedere con la pista di Cortina, visti i tempi che comunque erano necessari per sistemare la pista di Cesana, riteniamo che a questo punto un piano B eventuale non possa che inevitabilmente seguire le istruzioni del CIO di una pista esistente e operante e di conseguenza deve essere per forza all'estero. Su marzo 2025 perciò nessun compromesso, lo hanno stabilito le federazioni internazionali e sulle loro richieste impossibile transigere. La pista da bob è stata una cosa complicata e qui imploriamo che le cose vengano rispettate giorno dopo giorno, non a livello di mesi, perché i tempi sono serratissimi. Se la pista non potrà essere utilizzata per i Giochi 2026, la fiducia del CIO viene riposta sulla legacy, sull'eredità dell'impianto che avrà un futuro assicurato. Questa sede avrà un futuro e ci sarà un piano dettagliato che verrà presentato per la legacy. Questo è molto importante. Al piano sta lavorando la Regione Veneto e la sua versione finale sarà pronta a stretto giro. È una pista iconica, è una pista che si potrà candidare a molti eventi, penso alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2028, a campionati della Coppa del Mondo, a mondiali. È una pista che comunque sarà oggetto di visita da parte di tutti gli atleti del mondo, è una pista che noi vogliamo vedere nella legacy e quindi nell'eredità, in quello che sarà il suo futuro, anche in un utilizzo non solo invernale ma anche estivo. La 3 giorni del CIO nello scenario bucolico del Veneto segna un passo importante verso il traguardo olimpico. Chiosa Giovanni Malagò. Non ci saranno altri master plan, monitoraggio
monitoreremo il lavoro di Simico, noi siamo spettatori interessati. Certo che anche per lo sliding center il miracolo potrà essere servito. Dovessi scommettere, sì. Sono sempre stato un sostenitore che noi avevamo e abbiamo un piano B, però penso di sì. Nel frattempo a Venezia andavano in scena le proteste degli ambientalisti contro i Giochi Olimpici Invernali 2026. Nonostante la pioggia e il vento, un centinaio di manifestanti si sono radunati sotto il Palazzo della Regione, vicino alla stazione ferroviaria di Venezia, per protestare contro l'organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026. I manifestanti hanno espresso preoccupazione riguardo all'impatto ambientale e agli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione della pista da bob necessaria per ospitare l'evento sportivo. Sono qui con altri miei amici ampezzani, siamo venuti a far vedere che ci siamo, che rappresentiamo quella parte di popolazione che da noi questa pista non la vuole. Noi da anni che perdiamo servizi, abbiamo un sistema stradale terribile, non abbiamo neanche un ospedale, le scuole stanno chiudendo una alla volta e la risposta dello Stato e della Regione è fare una pista da bob per milioni di euro che poi verrà a costare più di 1 milione di euro. Adesso si parla di 1,4 milioni, però naturalmente bisogna vedere poi quanto in più costerà effettivamente a carico del nostro comune. Io credo che questa pista di bob sia proprio un inganno alla popolazione, perché non porterà assolutamente nulla, sarà solo un danno ambientale e un danno economico enorme. Sono qua per Extinction Rebellion, che è un movimento che si occupa di crisi climatica, proprio perché apparentemente la crisi climatica potrebbe sembrare qualcosa di molto astratto, ma in realtà passa proprio attraverso questo tipo di politiche e queste grandi opere. Un sacco di soldi pubblici per delle opere che non servono assolutamente al territorio e vogliamo che questi soldi vengano invece investiti in altro, perché la pista da bob c'è a Innsbruck. È tutto veramente folle, c'è Innsbruck a 2 passi, è venuto il sindaco di Innsbruck, è venuto apposta a Cortina a dire: potete usarlo tranquillamente, non dovete pagare niente, lo stiamo mettendo a posto noi perché ci serve. Ma insomma veramente non si capisce da che parte sta lo Stato italiano, il comune di Cortina e la regione. Da che parte stanno? Dalla parte di chi deve speculare, non dalla parte di chi difende anche le nostre tasche oltre che l'ambiente. Abusivismo, controlli a tappeto della polizia locale, prima all'ex ospedale al mare, poi in altre 2 colonie abbandonate degli alberoni. Nell'ambito del progetto Oculos, anche il Lido di Venezia è stato coinvolto nella giornata di giovedì da 3 interventi che hanno avuto il merito di accendere un faro sulla situazione di degrado in Curia all'interno dell'ex ospedale al mare e poi tra le colonie vuote abbandonate degli alberoni, colonia Padova ed ex Impdap, una situazione che permane così da decenni. Il servizio è stato effettuato dal nucleo di sicurezza territoriale e dal personale della polizia locale del Lido e Pellestrina che hanno ricevuto alcune segnalazioni. L'operazione ha l'obiettivo di prevenire il fenomeno dell'abusivismo, accertando l'eventuale presenza di persone non autorizzate all'interno degli edifici, ma anche di fotografare eventuali circostanze di degrado e di incuria. Al Lido è stata accertata la presenza di alcuni giacigli, indumenti e rifiuti di vario genere tra le stanze vuote, ma non sono state ancora identificate persone. Pochi secondi di pubblicità, a tra poco. TG Venezia, ben ritrovati, ripartiamo da via Piave, riappropriarsi degli spazi pubblici anche per contrastare degrado e criminalità. Vediamo. Stiamo già pensando a degli altri eventi qui sul parco per prenderci il parco. Riprendiamoci il parco potrebbe essere uno slogan del rilancio di via Piave, uno slogan che parte dal basso, dai residenti di questa zona di Mestre martoriata dalla criminalità che non si arrendono e che in autogestione avevano organizzato 4 giorni di festeggiamenti di carnevale per i più piccoli. Il maltempo alla fine ha concesso una sola giornata di sole, ma non importa. L'importante è che il quartiere si è ritrovato, coi bambini, in una zona solitamente frequentata da spacciatori. Abbiamo avuto ovviamente una grossa presenza di etnie cinesi, chiaramente, anche dei bengalesi, devo dire, che sono venuti con le mamme. E le mamme le ho trovate molto contente dell'evento. Al di là della prevenzione e repressione dei reati, per la quale il Comitato Cittadini Via Piave collabora attivamente con le forze dell'ordine, è il dato sociale che spicca, l'aver riscoperto come fare comunità. La gente che ritorna a venire fuori, che la gente si mette a organizzare delle feste anche per bambini,
è quello che ci vuole a questo quartiere, più gioventù, più bambini fuori a giocare piuttosto che vedere altre cose. Stiamo vedendo che si sta un po' muovendo per pulire anche il quartiere, la gente, alcuni si danno anche da fare per dare una mano. Cos'è che le ha fatto più piacere tra le cose che ha visto? Ma abbiamo più bella la festa che abbiamo organizzato per i bambini, che è stata bellissima. Commercianti ed esercenti hanno contribuito alle spese e offerto collaborazione al comitato che organizzava i festeggiamenti, aprendo la via a quello che può essere un rinnovato dialogo del quartiere. La comunità cinese hanno contribuito tutti abbastanza compatti. E anche i nostri storici, gli ultimi storici italiani sicuramente, i classici panifici nostri ancora in piedi, anche i nostri commercianti residui della piazzetta San Francesco, siamo andati a prenderci anche loro, sono venuti incontro subito. Sanità con l'ULSS 4 che dona un kit alle neomamme che partoriranno nel punto nascite di San Donà nel 2024. Felice di nascere all'ospedale Città del Piave. Da oggi le neomamme che partoriranno in questa sede riceveranno un kit che consiste in un body da neonato. Le prime a indossare la novità sono state Camilla e Margherita, 2 gemelline del punto nascite di San Donà di Piave. Sono 2 messaggi. Il primo è felice di nascere. Dobbiamo fare tutto quello che è possibile per sostenere la natalità, che spesso non è solo un problema economico, è anche un problema di mentalità, è anche un problema di sentire la società e la collettività vicine. Facciamo capire alle giovani coppie che noi ci siamo, che l'ospedale garantisce un servizio di eccellenza e poi insomma il richiamo all'ospedale di San Donà è particolarmente interessante perché abbiamo una struttura di elevata qualità dove vengono a partorire anche da altre ASL con dei percorsi molto anche originali, innovativi. Nel 2023 il punto nascite di San Donà ha registrato quasi 500 nati e il 2024 è iniziato con un incremento dovuto probabilmente alla qualità dei servizi erogati, dalla disponibilità della patologia neonatale al parto indolore nelle 24 ore, oppure la pratica del cesareo dolce sino alla gravidanza a basso rischio a gestione ostetrica. Cerchiamo sempre di più di umanizzare il parto e di renderlo il più fisiologico possibile come deve essere. Per questo già da un po' di tempo facciamo il cesareo dolce in cui si mettono nelle condizioni particolari la futura mamma, cioè dobbiamo scaldare l'ambiente, dobbiamo fare una tecnica particolare chirurgica e in questo modo riusciamo ad effettuare il contatto pelle a pelle subito alla nascita già in sala operatoria. Abbiamo bravi professionisti, medici, infermieri, ostetriche, ma anche persone che sanno curare con il cuore e sanno gestire molto bene la comunicazione, la relazione con le persone e anche questa è una testimonianza per dire grazie a tutti coloro che scelgono l'ospedale in un momento che è fisiologico, che è quello del parto. Dietro le quinte con grande riservatezza si è messa in moto la macchina organizzativa per la visita del Papa a Venezia. Domenica 28 aprile i cantieri in piazza San Marco saranno sospesi dal 20 di aprile. In attesa che vengano resi noti ufficialmente i dettagli della visita a Venezia di Papa Francesco in laguna domenica 28 aprile, in città si lavora già dal giorno dell'annuncio per farsi trovare pronti. La celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre dovrebbe essere nel pomeriggio e se la location verrà confermata, i lavori di cantiere di piazza San Marco saranno sospesi dal 20 aprile, e cioè 8 giorni prima dell'arrivo del Papa, come conferma l'assessore comunale ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto. La visita del Santo Padre a Venezia ci ha messo subito nelle condizioni di fare il punto della situazione su quella che è la tempistica dei lavori che interessano la piazza San Marco, sulla base anche di quella che è stata in questi giorni un'emergenza architettonica che ha intercettato attraverso degli scavi dei resti importanti per la piazza stessa. Non abbiamo problemi a organizzarsi affinché il nostro cronoprogramma possa subire una modifica e che sia possibile per il 20 di aprile interrompere i lavori.
Domenica 28 aprile in mattinata ci dovrebbe essere invece la visita del Pontefice al carcere femminile della Giudecca, dove verrà allestito anche il padiglione della Santa Sede presente alla 60ª esposizione internazionale della Biennale d'Arte, diretta da Adriano Pedrosa. Nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo in città della prefettura della Santa Sede e sempre su San Marco l'attenzione è massima. Di spostare quello che è il cantiere mobile che oggi è presente nella piazza affinché ci sia il tempo necessario per installare il palco che serve appunto per la messa del Pontefice e che possano essere posizionate le varie sedute previste per la messa nella piazza stessa. Ci fermiamo, era questo il nostro ultimo servizio, siamo come sempre alle previsioni del tempo, dopo di noi TG Treviso, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Scenario decisamente movimentato. Sabato 24 febbraio, tempo ancora spiccatamente instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto condizioni di variabilità, al mattino avremo ampie schiarite soleggiate, a seguire possibili ancora delle precipitazioni da locali a sparse. Il limite della neve sarà intorno ai 900-1100 metri. Temperature stazionarie, minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 9 e 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui al mattino avremo un generale miglioramento, ma tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche rovescio sparso, anche temporalesco. Temperature minime sui 4-9 gradi, massime intorno agli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Si alterneranno anche in questo caso annuvolamenti, schiarite e qualche rovescio, nevoso oltre i 1000 metri di quota. Temperature minime tra 1 e 2 gradi, massime sui 9-10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.